Bene, eccoci insieme anche oggi. In questa puntata parliamo di un'eccellenza del nostro territorio perché parliamo del Parco dei Colli Euganei, il cui territorio interessa l'ambito di 15 comuni, 5 dei quali però sono ricompresi completamente o quasi all'interno dell'area protetta. Tra questi comuni c'è anche Galzignano Terme, di cui ospitiamo Riccardo Masin, che ne è il sindaco, ma è anche e soprattutto in questo caso il presidente del Parco Colli Euganei. Abbiamo titolato la puntata Tra conservazione e innovazione. Quando parliamo di conservazione pensiamo alla biodiversità e alla tutela del territorio, quando parliamo di innovazione parliamo di come gestirlo in termini moderni. Perché una delle notizie più recenti, e partiamo da qua, avete lanciato un'app. Esatto, abbiamo lanciato un'app all'incirca 10 giorni fa, è stato un lavoro comunque lungo che è partito dai miei predecessori che hanno avuto l'idea, l'intuizione ma anche la volontà di costruire uno strumento tecnologico che dovrebbe essere scaricato da tutti coloro che fruiscono e usufruiscono di tutti i servizi e delle attività che vengono fatte all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei, soprattutto l'attività turistica, per poter avere soprattutto tutte quelle che sono le mappe dei nostri percorsi, e vi garantisco che nel parco ce ne sono veramente, ma veramente tanti, e alcuni sono veramente di notevole valenza non solo naturalistica ma anche paesaggistica e storica. Percorsi pedonali o ciclabili? Esatto. Percorsi pedonali, percorsi ciclabili, sentieri sterrati, abbiamo ipovie. Un po' di tutto, ipovie, esatto, prossimamente addirittura saranno anche create proprio delle ipovie apposta dove ci sarà solo l'attività equina, e soprattutto nel comune di Teolo adesso ci stanno muovendo alcuni progetti molto importanti proprio per differenziare quella che è l'attività turistica e il modo di usufruire i nostri colli. Lei ha detto l'app è partita da una decina di giorni, lei è presidente da poco più di un mese, il Parco Colli Euganei, o meglio l'ente del Parco Colli, ha avuto una vita travagliata negli ultimi anni. Lei comunque era nell'assemblea del parco già qualche anno fa, e per arrivare a chiederle cosa ha trovato di diverso, come l'ha trovato prendendone le redini dopo qualche anno. Allora, sicuramente è un ente che conosco ormai dal 2013, da quando comunque ricopro la carica di sindaco nel mio comune d'appartenenza, che è Galzignano Terme. È un ente complesso, complicato, ma non tanto per, diciamo così, la conformazione geografica e la disposizione. È un ente molto complesso perché effettivamente è altamente atropizzato, quindi all'interno del nostro territorio ci sono veramente tanti portatori di interesse, che sono in primis la parte turistica, in secondo luogo la parte agricola e di mantenimento del nostro territorio. Quindi effettivamente la gestione di questo parco comporta veramente un impegno importante da parte di tutti gli amministratori che attualmente si stanno dedicando a ciò. Per chi non lo conosce, è un parco che è nato su un'area antropizzata dove c'era già l'insediamento dell'uomo. Sì. Cioè è più facile gestire un'area verde con pochi insediamenti, Esatto. più difficile dove ci sono realtà consolidate. Allora, tendenzialmente gli enti parco, sia nazionali sia regionali, nella maggior parte dei casi ricadono comunque in aree scarsamente antropizzate dove c'è una forte valenza naturalistica. Il nostro è un po' un parco atipico, però nella sua particolarità ha veramente delle peculiarità che tutti gli altri invidiano, quindi abbiamo servizi importanti, e penso che unire la parte del mantenimento della biodiversità, la parte dell'ecologia con la parte turistica e ricettiva potrebbe essere veramente un motore importante per la nostra economia. Lei prima ha giustamente ricordato, e lo ribadisco anch'io, la bellezza dei tanti itinerari. La pongo da cronista, ma si può andare sicuri? Recentemente è stato visto anche il lupo, per cui qualcuno magari si spaventa. Allora, i nostri percorsi per quanto riguarda la sicurezza nei confronti di quella che è l'attività o la presenza di fauna selvatica particolare sono sicuri. Ci sono percorsi comunque che sono molto adatti a tutte le tipologie di persone, quindi stiamo parlando sia della parte della società più fragile, quindi stiamo parlando di anziani e tutto il resto. Ogni percorso, e l'app lo individua proprio perfettamente, ha la possibilità di avere delle difficoltà o non difficoltà a seconda della parte in cui viene utilizzato. Ce ne sono talmente tanti, io penso che la sicurezza sia garantita un po' su tutti. Ho fatto il cronista citando il lupo, o meglio la lupa nel caso, ma è giustamente importante ricordare che innanzitutto i lupi non attaccano gli uomini così sic et simpliciter come magari qualcuno ha nel ricordo favolistico, sono anzi animali che
sono schivi, insomma basta non andarli a disturbare, così come i cinghiali che sono invece un altro problema del parco. Quello è un problema economico, la presenza di cinghiali, perché gli agricoltori insomma qualche problema ce l'hanno. Sì, diciamo che il problema più grosso per quanto riguarda i danni da fauna selvatica è legato proprio alla presenza in modo massiccio del cinghiale. È una presenza che comunque risale all'incirca agli anni 2000, quando ci sono stati i primi avvistamenti, e che ha avuto una crescita esponenziale. Diciamo che è un problema un po' generalizzato in tutta la penisola italica, sì, perché la presenza è un po' dappertutto, vediamo ogni giorno anche per i telegiornali la presenza addirittura in centro a Roma, e questa qua è una cosa importante. È un animale anche questo che comunque nel tempo ha perso un po' quella che è la sua selvaticità, quindi è riuscito a legare un po' di più con quello che è il mondo antropizzato dell'uomo. Noi ne abbiamo veramente tanti, abbiamo un piano d'abbattimento importante che è coordinato dalla Regione Veneto, e noi abbiamo 6 operatori che lavorano, 6 faunisti che lavorano direttamente all'interno e sono coordinati dall'ente parco, quindi dalla nostra struttura. In più abbiamo la presenza di 70 selle controllori che fanno attività notturna e di prelievo. I prelievi sono importanti, soprattutto in quest'annata, abbiamo prelevato veramente tanti cinghiali. Non sappiamo veramente determinare quanti ce ne siano, però il problema comincia a diventare importante, e chi ne subisce i problemi maggiori sono il mondo agricolo in primis. Poi abbiamo un problema di incolumità e sicurezza, perché ci sono molti attraversamenti lungo le nostre strade, sia comunali sia provinciali, quindi ci sono anche tanti incidenti che fortunatamente adesso la Regione dà anche ristori di carattere, diciamo così, economico per quanto riguarda gli incidenti, però effettivamente sono pericolosi, e poi creano anche un problema di carattere di dissesto idrogeologico, perché l'attività di routing che fanno con il dilavamento delle acque e delle piogge provoca veramente problemi, e quindi abbiamo ulteriori interventi che devono essere fatti dal Genio e anche dai servizi forestali proprio per la pulizia e il mantenimento dei nostri rii, che sono essenziali per quella che è la tutela idrogeologica del territorio. Tanto per continuare a parlare di problemi, ma insomma poi ne parliamo anche di cose belle. Nutria da questo punto di vista? Nutria abbiamo anche là un piano di controllo in atto, è in atto da circa 3 mesi, stiamo facendo attività di trappolaggio, però effettivamente è marginale come problema. Beh, insomma, meno male. È un po' marginale rispetto perché anche al le resto. nutrie, come i cinghiali, insomma, scavano e poi creano problemi alla sicurezza idrogeologica. Detto ciò, anche qua va sottolineato, i cinghiali, se non li si va a disturbare, fanno la loro vita, e quindi si può frequentare in assoluta tranquillità il parco dei Colli Euganei. Parlando di cose belle, di rapporto tra natura e uomo, nidificazione del Parco Pellegrino, voi avete sospeso anche le arrampicate per garantirla. Sì, noi abbiamo un sito di nidificazione importantissimo all'interno del parco, e penso che non sia l'unico. Adesso stiamo tutelando quello che è quello di Rocca Pendice, dove oltretutto c'è l'attività di arrampicata da parte di tutti gli appassionati. Sono 2 mesi che abbiamo sospeso tutte le attività di arrampicata per la presenza proprio dei pulus all'interno dei nidi sulla roccia. Oltretutto quest'anno abbiamo avuto una chiusura anche grazie all'intervento dell'associazione Lipu, che ci ha fatto una segnalazione della presenza di un ulteriore nido in un'altra zona sempre di Rocca Pendice, quindi abbiamo provveduto subito alla sospensione delle attività e quindi di conseguenza alla protezione di quelli che erano i 3 pulus all'interno del nido. È una cosa importante la presenza del falco pellegrino all'interno dei Colli Euganei, ormai è diventata, non è più una novità, quindi ne abbiamo parecchie copie nidificanti. Secondo me non sono gli unici posti, probabilmente ce ne sono altre coppie e ci saranno a tal proposito anche delle ulteriori verifiche anche da parte di tutti gli organi competenti nella parte di Rovolon, probabilmente l'altra parte, e l'altra parte poi vicino anche a Vo. E speriamo che sia una cosa in crescita, quindi il fatto che ci sia una biodiversità così importante all'interno di Colli sta a significare che comunque abbiamo un territorio ancora abbastanza integro. Allora, questo testimonia la bellezza del territorio. Quando parliamo di biodiversità il pensiero corre soprattutto alla fauna, però c'è anche la parte floristica. Tra l'altro questo è il periodo delle fioriture e c'è un progetto che si chiama Progetto Vegheri. Sì, abbiamo già fatto tutta l'attività necessaria, l'abbiamo già finanziato, un progetto triennale, l'abbiamo portato già all'attenzione di tutti i 15 comuni, quindi nel nostro piccolo consiglio che si chiama Comunità del Parco, quindi un nuovo nome, proprio anche per individuare quello che potrebbe essere la nuova mission del parco, che è quella di fare tutte le attività di comune accordo rispetto a quelle che sono le amministrazioni. È un progetto importante di salvaguardia di un biotopo che è fondamentale per il parco e per la nostra zona.
Sono aree che effettivamente, se non vengono curate e tutelate, gestite e protette, rischiano veramente di sparire. Noi abbiamo acquisito negli anni come ente parco dei territori sul Monte Cecilia, quindi in località Baone, dove abbiamo fatto questo progetto di protezione. Il Vegro è un prato naturale, se così possiamo dire, proprio in termini un po' grossolani per far capire alle persone, e su cui ci sono varie biodiversità, soprattutto di carattere floreale e soprattutto erbaceo, oltre ad essere un luogo importante per alcune nidificazioni di alcune specie che sono per noi autoctone. La protezione di questi vegri è data dal fatto di impedire quella che è l'attività di crescita ormai sulla parte boschiva di quello che è, diciamo così, una specie che non è autoctona dei colli ma è alloctona, che è la caccia, e che sta andando a sostituire lentamente, anche per una questione di crescita molto importante, quello che dovrebbe essere, diciamo così, l'albero più importante che dovrebbe essere nei colli, che è la roverella. I colli dovrebbero essere fatti soprattutto da roverella e da castagno, mentre attualmente la caccia è, diciamo così, la specie che fa è da padrone. La protezione quindi del rimboschimento di queste zone permette il mantenimento di questo biotopo. Progetto importante, abbiamo impegnato 70.000 euro, è un progetto non solo che va a valorizzare quella che è l'ecosistema naturale, ma soprattutto a proteggerlo da cosa? Da quelle che sono le attività che possono essere fatte in modo scellerato all'interno dei colli, e sono tutte, anche lo stesso calpestio, quindi effettivamente in un biotopo così importante deve essere anche limitata la presenza umana anche nel passaggio. Pochi secondi per concludere, ma con un consiglio, perché è ormai arrivata la bella stagione. C'è un posto dove in questo momento si può andare a vedere una bella fioritura sui Colli Euganei? Ma sicuramente nei nostri vegri del Monte Cecilia, quelli sono quelli più importanti, oltretutto là ce ne sono sia di proprietà dell'ente Sul Monte Cecilia? Sia di proprietà della parte, diciamo così, privatistica, quindi quelle sono le zone. Comunque in qualsiasi caso un po' dappertutto, in tutti i colli abbiamo fioriture. Diciamo che adesso stiamo andando verso il periodo estivo, quindi abbiamo già sorpassato quelle che sono le nostre fioriture primaverili e stiamo andando verso quelle, diciamo così, estive. Oltretutto c'è un'attività importante che è poi legata anche alle fioriture e spero che sia incentivata sempre di più, e negli ultimi anni ci sono stati tantissimi investimenti anche da parte della Comunità Europea, che è quella dell'attività apicola, che è importantissima perché produciamo veramente un miele d'eccellenza che è suddiviso dal millefiori, che è quello proprio primaverile di questo periodo, a quello di acacia, che stiamo terminando adesso la fioritura, per passare a quello del castagno. Grazie a Riccardo Masin, l'invito è a frequentare il Parco dei Colli Euganei, di cui lui è il presidente, nonché il sindaco di Galzignano Terme. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. A voi, alla prossima e buona gita fuori porta.